Siamo tornati. Siamo tornati. Fammi aprire YouTube qua sul telefono e così mi leggo i commenti. E ok, perfetto. Batteria sta al 100%, quindi dovrebbe durare. Adesso aspettiamo solo che la gente entri. Vedi chi ci sta. Ciao Gio. Bello Matti. Ciao ragazzi. Non so dove cazzo mette sto telefono di merda. Vabbè, lasciamolo qui. Ciao a tutti ragazzi. Che dite? Ciao Michele. Ciao Christian. Ciao a tutti. Mezza scarica, maledizione. Di tutti i momenti in cui poteva essere scarica adesso. Come va ragazzi? Vabbè dai. Mo te riposi Michele. Allora. Ciao Flashbang, meno male, va. L'importante è quello. Noi ci abbiamo perlomeno un po'. Guardate che professionalità, eh? Noi ci abbiamo un po' i coglioni girati, però. Perlomeno io. Però andiamo avanti. Io ho un botto i coglioni girati. Tra l'altro sembro tipo Kill Bill con sto coso giallo. Con un deputa madre molto, molto pacato. Che state a fare, ga? Che mi raccontate? Raccontatemi qualcosa che vi prego che non riguardi il Cagliari perché siamo morti. Tranquillo, Flashbang, pure io cerco di cazzeggiare, ma pure io. E manco poco. Sinceramente manco poco. Però tocca far cercarlo, come si suol dire. Bravo Miguel, gioca alla play, gioca alla play. Ciao Music. Tra l'altro io mi scordo sempre che devo fare anche questo. Così almeno si vedono anche i commenti. E chi rivedrà poi la live vedrà anche il commento. Tutte chicche. Tra l'altro, ai 13 che sono adesso in live, per chi volesse, ho lasciato in descrizione un link di una pagina Facebook, Salotto Rosso Blu, non so quanti la conoscano. Vi invito a lasciarvi mi piace, a andarvi a guardare i pre-partita e i post-partita che fanno, perché sono veramente molto molto interessanti. Ovviamente l'argomento cardine è il Cagliari, quindi vi invito assolutamente ad andare a mettere mi piace e a seguirli. Il link lo trovate qua sotto in descrizione. Come sta il tempo qui? Ma sinceramente non lo so. Sinceramente non lo so. Gli farai il video dell'acquisto di Duncan? Oddio, lo sai che mi ero scordato io di fare il video dell'acquisto di Duncan? Dell'acquisto di Duncan probabilmente no, della cessione di Pisacane assolutamente sì, perché due parole ce le vorrei spendere molto molto volentieri. Ciao Chris, ciao Chris. Mi scordo poi. Ah bello.
Un bacione, Cartal. Ciao Chris, di nuovo. Giusto per rompere il ghiaccio, prima del mister via Giulini, una cosa al ninja che te l'ha fatto fare a venire a Cagliari. Una di quelle cose che ho pensato ieri quando lo vedevo così vicino alla difesa, devo essere sincero. Ho proprio pensato, ma chi t'ha fatto fa a tornare? Chi t'ha fatto fa? Poi, prima del mister via Giulini, non è una cosa che si può fare in 4-4-8, prima di tutto. E poi, magari, sinceramente magari. Grazie mille, Sniper. Grazie mille. Troppo buono, Cartal. Poi dello scambio Faragò Calabresi come lo vedi? Inutile. Sostanzialmente inutile. Cioè, se mettevo sulla carta, ovviamente, perché poi magari arriva Calabresi e troviamo un nuovo fenomeno come terzino destro, però sulla carta non, cioè, non è che sia cambiato più di tanto. È uno scambio totalmente inutile. A sto punto davvero me tenevo Faragò. Te sì, Cartal, tra Inter e Perugia, sì. Non solo a te, Fabri, non solo a te. Ti posso assicurare che avere un presidente con i soldi non significa necessariamente vincere qualcosa o diventare una squadra importante. Perché per dirti, l'Espanyol ha un presidente cinese eppure retrocesso. Ci sono tantissime, intanto lagga un pochino, ci sono tantissime squadre che hanno presidenti che stanno impaccati, ma impaccati di soldi, eppure sono squadre mediocri, rimangono mediocre. Non è il quantitativo di soldi che una squadra ci mette, ma è il come li spende, ok? Il come vengono spesi i soldi a fare la differenza, non quanti sono. Perché comunque, anche andando a memoria nel recente passato, Cellino tutti questi soldi non è che l'abbia spesi, però i giocatori rendevano, anche se non ci ha speso quasi mai nemmeno 1 milione d'euro per i giocatori, quindi non è la quantità, ma è il come vengono spesi quei soldi. Cartal deve reggere la difesa da solo e non gliela fa, Porello, giustamente. Giusto per creare una sana polemica, prima di tutto via carta, che ha lo stesso carisma di un comodino, poi Nangolan sapeva di dover lottare per la salvezza, come Godin e compagnia. Non era questo l'obiettivo, secondo me, però siamo arrivati a questa conclusione, purtroppo. Ciao Argo, ciao carissimo. È colpa di Nandez perché se non si faceva espellere per una cazzata, ieri giocavamo meglio. Io continuo a ripetere che con i se e con i ma la storia non si fa. Non credo che ieri Nandez avrebbe fatto la differenza, però non lo scopriremo mai. Fatto sta che comunque Nandez è uno degli esempi lampanti di come i giocatori non stiano rendendo, perché sappiamo tutti come potrebbe giocare Nandez e stiamo vedendo come non sta giocando. Tutti quelli che sono rientrati dalla positività stanno facendo veramente cagare. Simeone, Nandez, Godin forse un po' meglio degli altri. Non credo che avrebbe fatto la differenza ieri. Vabbè, in questo caso City e PSG non vincono mai in Europa, però Carta, perché nei campionati comunque il PSG vince tutti. Il City ogni tanto ha vinto qualche scudetto, quindi più che altro questo per quanto riguarda l'Europa. Sono i presidenti arabi e cinesi che hanno rovinato il sistema calcio, solo e sempre più business, ma penso che questa era una strada incanalata già da tempo. Loro hanno solo magari accorciato la questione, ma la strada era quella.
Ora vorrei capire per quale motivo dovrebbe essere colpa di carta. È anche colpa di le situazioni sono colpe di tutti. Non c'è nessuno che può essere esente da scuse, secondo me. Su questo mi trovi assolutamente d'accordo, Carta. Ciao Nico, un bacione. Manca anche Rog e purtroppo ne dovremo fare almeno fino alla fine del campionato. Ahimè. Ciao Christian. A me Valu come difensore non piace. Tu cosa pensi invece? Penso che sia un giocatore che ha sicuramente del talento, ma è un diamante grezzo. Ultimamente sta facendo veramente troppi errori. Ho notato che tende a tenere troppo la palla al piede, avanza veramente tanto, ha carattere perché ha carattere, però non, forse non è il Cagliari la squadra adatta, mi azzardo a dire questo? Non lo so. Per me il Cagliari migliori l'abbiamo visto col 4-2-3-1 con Zappa e Nandez sulla corsia di destra e Sottilla a sinistra. Ma migliore dipende da uno poi cosa intende per migliore, perché a livello prestazionale quest'anno non ci sono state partite che abbiano brillato. A me quello che ha colpito del Cagliari della prima parte di stagione è stata la mentalità, ma quella è andata a farsi fottere, quindi non, a livello tattico condivido le idee di Di Francesco, però per adesso non ho visto un Cagliari che in maniera tattica mi abbia convinto. C'è sempre stato un qualcosa che non mi sconfinferava. Scusate. La colpa è di carta perché in rosa abbiamo tre centrocampisti, 5 se si contano i vari Caligari e Tramoni. Non è riuscito a completare la rosa e a piazzare gli scatti. Ma a questo punto allora è colpa di carta, è colpa di Carli, è colpa di come si chiamava quello del Sassuolo, è colpa di tutti, perché nessuno ha fatto quello che doveva fare, ovvero rinforzare la difesa che è sempre stato il reparto più disastrato del Cagliari. Tanto ciao Thomas e addirittura Nico. Sinceramente non riesco più a stare calmo. Ma vedere ieri Sottile in panchina per Pereiro non so la strategia del mister. Se questo era il progetto, una delusione. Di Fra ormai ha le pile finite. Io non so più che pensare di questa situazione, sinceramente. Guarda, Cartal, io rimpiango quel Cagliari solo perché c'erano giocatori che veramente tenevano alla maglia. Solamente per quello. Volevo chiederti, ma tu chi vedessi in panchina come mister? Io sinceramente vorrei continuare a vedere Di Francesco. Per il fatto che prende 1.800.000 e non è poco, per il fatto che mi sono rotto il cazzo che ogni stagione ci deve essere un avvicendamento in panchina, di tutto. Voglio solo Di Francesco per adesso, a prescindere da come va a finire. Allora, riflessioni su Sabelli. Ha preferito l'Empoli in B al Cagliari. Come la valuti questa decisione? Beh, è una decisione che sinceramente secondo me ha fatto bene a fare. Perché evidentemente cosa ti fa capire questo? Che magari l'Empoli ha un progetto più serio del Cagliari. O che semplicemente l'Empoli ha un progetto, e il Cagliari no. Questo è il ragionamento che faccio. Poi non lo so. Staremo a vedere. Oggi hanno detto che volevano tenere Difra per sostenerlo. Tu avresti cambiato allenatore perché si parla tanto di Mazzari come successore oppure l'avresti tenuto?
Io so che è stata data fiducia a tempo a Di Francesco, non so se sia così. Fiducia a tempo si parla ovviamente di Genoa, quindi non lo so. Io ripeto, sono per il tenere Di Francesco, assolutamente. Però c'è da dire che molte volte per dare uno scossone alla squadra conviene cambiare un po'. E di solito quando si cambia la prima testa che salta è l'allenatore. Da quello che so io, Difra ha fiducia a tempo fino a Cagliari, a Genoa Cagliari. Poi non lo so. Non è male, cioè a me piace molto Difra. Vabbè, Giova. Cioè, dai su. Mi stai a chiedere, è più buona la merda o la cioccolata? Su. Semmai è anche colpa di carta e non solo di carta, ma se giudichiamo in questo modo i DS, allora dovremmo bocciare Paratici e pure Marotta che ha preso Kolarov, non ha preso un vice Lukaku, eccetera. Io sinceramente non delle altre squadre non guardo poco. Però se facciamo questo ragionamento e lo applichiamo al Cagliari, bisognerebbe bocciare tutti i direttori sportivi che ci sono stati fino ad ora, eccetto uno, e infatti quell'uno che è escluso è quello che ultimamente viene accostato al Cagliari. Quindi lo so, purtroppo lo so. Anche questo lo so bene. Purtroppo è così. Ormai noi ci abbiamo fatto il callo. Ci abbiamo fatto veramente il callo. Per me è questione di tempo. Se non oggi o domani, Di Francesco salterà. È probabile. È molto probabile, secondo me. Specialmente se l'andazzo è questo. Mm-mm. Perché è più bello giocare in una che sta lottando per salire piuttosto che in una che naviga a vista in Serie A. Anche, anche. Non è detto. Non è detto. Mm-mm. Esatto, Marco, esattamente. Il problema è come darla questa scossa. De certo le risposte non le possiamo dare noi, o meglio, anche se le diamo, eh, non siamo noi che dobbiamo risolvere questa cosa. Quindi noi ora abbiamo in difesa Valu, Godin e Ceppidelli e Carboni. Non dimentichiamoci i Carboni. Se lo scambio avviene avremo anche Calabresi, che da quello che ho capito può giocare sia terzino destro che difensore centrale. Eh, chi comprerei? Comprerei un altro difensore centrale decente. Il nome esatto non mi viene. Mi basterebbe qualcuno che basta che faccia qualcosa. Che onori la maglia. Non chiedo tutto sto granché. Ma a questo punto non sarebbe stato meglio tenere Zenga? Secondo me avrebbe fatto meglio. Non credo che la situazione sarebbe cambiata con Zenga. Anzi. Anzi. Ma c'è uno che si salva però, Argo. C'è Capozucca che si salva. Capozucca è stato l'unico a mettere le pezze sulle fasce. Perché a destra prese Isla
e a sinistra confermò Murru. Quindi non lo so, certo, Murru a me sinceramente non ha mai fatto impazzire, però fu l'unico che più o meno riuscì a metterci una pezza. Dipende, Argo, non sappiamo quanto il Cagliari abbia proposto a Sabelli e, e quindi non sappiamo quanto l'Empoli abbia offerto a Sabelli, perlomeno a livello di ingaggio, quindi non è detto, non abbiamo i dati. Di Lorenzo è un giocatore che io avrei preso volentieri quando giocava all'Empoli. Ma adesso fare i nomi, sinceramente, la vedo come una cosa un po' messa lì. Non focalizziamoci sui nomi. Uno, questo o quell'altro. Evitiamo. Evitiamo. Pa. Un Zito Lumbo con Cellino sarebbe titolare. Ricordiamoci che a Dario Silva non si dava fiducia. Si impose Cellino ed esplose Sapi Binca. Cercare di valutare bene. Certo che se non gioca, se continua a essere infortunato, è un po' difficile farlo giocare. Attualmente Simeone è l'antigiocatore proprio, è una delle cose più brutte che ci siano attualmente nel Cagliari. E mi dispiace perché comunque a me Simeone piace tantissimo. Mm-mm. Deve Silva esploso in Serie B dopo 2 anni dal suo arrivo. Poi anche con Cellino c'erano i bidoni e se non gioca Lumbo è perché ha problemi. Vabbè, i bidoni ci sono sempre stato da quando esiste il Cagliari, ovviamente. Non è che stiamo parlando di un qualcosa di nuovo. Ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Più che altro l'orrore di vedere una squadra come il Benevento decima ed una squadra con una rosa tecnica così buona come il Cagliari a meno uno dalla zona di recessione. Lo so Carlo, lo so benissimo. Infatti è quello che a me personalmente rode, perché comunque non possiamo nemmeno dire che non ce l'abbiamo la squadra, perché noi la squadra ce l'abbiamo, cioè i giocatori validi, gli elementi validi ce l'abbiamo. Non mancano come sempre i soliti rinforzi, quello è vero, però gli elementi ci sono e gli elementi che sono presenti attualmente in rosa non sono elementi che pensi possano disputare un campionato simile. E il punto cardine di questa cosa, tra l'altro, volevo rispondere anche ad un commento che mi aveva fatto Nico sotto il video Adesso basta, dicendomi che forse c'era andato troppo leggero con Giulini, ma secondo me non è stato così per niente, perché il principale accusato è stato lui. Ragazzi, la situazione non cambia da anni. Ogni campionato è il déjà vu del campionato precedente, succedono sempre le stesse cose, ci sono sempre gli stessi problemi, ma le persone cambiano, gli allenatori cambiano, alcuni giocatori della squadra cambiano, l'unico elemento a non cambiare mai, l'unico fil rouge è il presidente. Quindi penso che sia lampante da dove provenga il problema. Poi sicuramente abbiamo una rosa che deficita in certi ruoli, assolutamente. Però
in questi momenti tutti hanno la colpa di tutto. C'è il Capoccia che sicuramente ne ha più di tutte, però cerchiamo di fare quadrato in questi momenti, per quanto sia frustrante farlo, perché è diventato anche frustrante. No, non l'ho letto. Non l'ho letto, ma lo leggerò a questo punto. Penso che stasera farò il video su Pisacane. Oddio. Oddio. Io non vorrei mai retrocedere, parliamoci chiaro. Sicuramente è un buon pretesto per ripartire da capo, però non può essere ogni volta così che devi retrocedere per ricominciare un ciclo. Basta, basta. Secondo me è totalmente colpa di Di Francesco, perché cambia ogni volta, li fa tardi e li fa male, anche la difesa, e anche la difesa, però Di Francesco fa tanti errori. Ok, però c'è da dire che comunque è vero che a molte volte i cambi li fa tardivi Di Francesco, però devi anche vedere quali sono i nomi in panchina. I rinforzi sono a livello della squadra titolare? Mm. E Nico giustamente fa partire l'hashtag. Allora, tanto a me si sono buggati così dei commenti. Oh, rispondiamo anche a questo commento. Non attacchiamoci a queste cose, per favore. Ve lo chiedo per favore, perché è totalmente inutile. Totalmente inutile. Ciao Ale, un bacione. Allora, ciao Miro, è da tanto che non passo sul canale e sono venuto a salutare. Tanto ciao Lorenzo. Situazione Cagliari imbarazzante. Nainggolan non sembra più lui, difensore inguardabile, in particolare Ceppidelli. Ma ieri Nainggolan non sembrava lui perché è stato messo a fare un ruolo che non gli compete, cioè che volendo può fare, ma lo limita tantissimo, che è quello del mediano. Quindi, che poi doveva essere un regista, ma ha fatto il mediano praticamente. Quindi è normale che abbia, abbia deluso. Non lo so, io non so nemmeno più che dirvi, ragazzi, veramente. Non so più nemmeno cosa dirvi perché è inutile parlarne, eh, è inutile, è inutile fare tutto, è inutile fare tutto, veramente. Pierluigi, è quello che ho detto io prima. È quello che ho detto io prima, facendo l'esempio dicendo che il Cagliari doveva essere acquistato da un arabo o da un cinese. Ho detto che non serve per forza una quantità spropositata di soldi, serve saperli spendere bene. Serve saperli spendere bene. Perché Giulini raramente ha speso più di 1 milione, se Giulini, Cellino ha speso raramente più di 1 milione di euro per dei giocatori, perlomeno vado a memoria, eppure è riuscito a sfornare signori giocatori, Acquafresca, Madri, Jeddah, cioè ieri Marin molto bene. Io sinceramente a me Marin ieri comunque non è piaciuto. Sicuramente ha giocato un po' meglio da mezzala, ma a me comunque non è piaciuto per niente. Ma proprio per niente. Ritengo che sia per adesso l'acquisto flop, ma proprio flop del Cagliari.
che ce lo porto io, lo vado a prendere io. Lo vado a prendere io all'aeroporto di Elmas, giuro. Buonasera, buonasera. Intanto non so se l'ho salutato, Ale, scusa se non ti ho salutato, ma ti saluto adesso. Ciao Ale, un bacione pure a te. Cosa ne pensi di Mazzarri per il dopo di Francesco? Allora, a Mazzarri nemmeno ci voglio pensare, sinceramente. Faccio finta che non esista questo nome, non ci voglio assolutamente pensare. Eh, io penso a quello che c'è adesso. Adesso c'è Di Francesco, io voglio continuare a pensare a Di Francesco. Poi i nomi che ci saranno dopo Di Francesco a me sinceramente interessa poco. Può essere X o Y, l'importante è che a questo punto il Cagliari si salvi, perché è diventato quello l'obiettivo della stagione. Quindi, a prescindere dal nome che siederà sulla panchina, l'importante è raggiungere quel risultato. Capozucca, grande uomo e grande direttore sportivo. Veramente tanta tanta roba, Capozucca. Io spero che torni assolutamente. Ma ogni volta vedo dei pià a cazzotti Nico e Argo? A quanto pare sì. Scambio Calabresi Faragocci può stare. Eh, lo reputo qualcosa di inutile, secondo me. Perché se mi devo prendere Calabresi per dar via Faragò, a sto punto tengo Faragò. Non credo ci sia mm, un passo in avanti. Mi sembra una mossa di mercato assolutamente inutile. Assolutamente inutile. Argo e Nico, basta, per favore. Mo basta, eh. Sì, è il figlio di Paolo Calabresi, Music. Sì, Ale, Pisacane va a Lecce, definitivo. Pisacane va a Lecce, a livello umano mi dispiace un botto, ma veramente tanto, però è giusto così, è giusto così. A Cagliari ormai ha fatto il suo tempo, eh, però a livello umano mi dispiace veramente un botto perché è sempre stato uno dei pochi che ha dimostrato veramente un attaccamento sincero e concreto alla maglia. E penso sia l'unico in questa rosa, oltre a Nainggolan, che mi abbia trasmesso questo attaccamento. Quindi per quello mi dispiace, però ripeto, a livello calcistico è una decisione molto molto giusta. Mm.
Ho visto qualcosina su sto Calabresi, mi sembra buono, ha fatto pure tutte le trafile nella nazionale, ma comunque secondo me bisogna cedere ancora qualche subero e bisogna comprare 3-4 giocatori. A comprare, per comprare non so quanto comprerà il Cagliari, perché non ce n'è di liquido attualmente. Quindi ciao Dreamcatcher, che British pronunciation, no? Aspetta, aspettare un attimo che rispondo a un messaggio. Voglio solo dire due cose, vai, dimmi. Tanto ciao anche a padre di Francesco. Di Francesco out. Mm. Vado, per carità, per carità. Belotti a me non è mai piaciuto, quindi sta bene al Torino, secondo me. Lo so che sei vecchio padre Pioli, lo so, lo so. Qual è l'altra cosa, Dreamcatcher, oltre a Di Francesco out? Certo che fa davvero strano vedere questo Cagliari così. È assurdo, non capisco cosa stia succedendo, sinceramente. Di Fra, per carità, avrà le sue colpe, ma è stato fatto un progetto a metà, concludo. Eh, mi trovi d'accordo, c'è qualcosa che non va. E questo è lampante. Come c'era l'anno scorso, c'è anche quest'anno. Però non penso che lo scopriremo mai. Eh, non penso che ci verrà mai detto. L'importante è che il Cagliari si salvi e come sempre pensiamo all'anno prossimo. Basta, basta. Ma è mai possibile? Oddio, io li vedo disuniti. Anche, anche quello. Tanto devo pinnare questo messaggio, ecco. Ma è mai possibile che l'unico giocatore che crea scompiglio alla difesa avversaria, parlo di Sottil, lo fa entrare negli ultimi 10-15 minuti? Io non so che dirti di un catcher, perché è vero che Sottil è quello che concretamente negli ultimi tempi è l'unico che si rende pericoloso in area avversaria. Però si vede che Di Francesco ha interpretato la partita in un determinato modo e ha toppato. Non attacchiamoci a queste cose, io continuo a pensare che non ci fosse il rigore su Sottil come non c'era quello su Ibrahimovic, però mi sarebbe piaciuto un metro di giudizio arbitrario, lo dice la parola, il più corretto possibile e soprattutto il più equo possibile. Quindi di conseguenza se dai un rigore del genere al Milan, lo devi dare anche a noi. Quindi mi limito a dire questo, però è inutile attaccarsi a queste cose. Buon pomeriggio a te, Max. Buon pomeriggio. Lui adesso il Cagliari a fine anno arriverà in Europa League fra un girone di ritorno di Cristo. Segnatevi queste parole. Ma sparare pronostici per sparare pronostici senza basi così siamo capaci tutti. Mi devi dare le motivazioni per cui secondo te accadrà questo.
perché tanto accadrà l'opposto molto probabilmente. Accadrà proprio l'opposto. Ciao Matte! Allora, è la fotocopia del Cagliari post Lazio. 3 mesi senza vincere, mi manca proprio quella voglia di esultare e spaccare tutto. La rabbia in corpo è finita, la rassegnazione è ciò che resta. Mi trovi totalmente d'accordo. Il problema, ehm, lo sai qual è? È che si è arrivato a un livello di quasi indifferenza. No, nemmeno indifferenza. È una rassegnazione a livelli estremi quasi, perché io ieri stavo veramente soffrendo, ma proprio soffrì per soffrì. E sinceramente non ce la faccio più. Cioè, io ho sempre pensato che il Cagliari dovesse essere un momento di festa, un momento di gioia. Per carità, le partite si perdono perché non tutte le partite si possono vincere. Però, quando vedi ste cose, te cascano veramente le palle. Il problema è soprattutto mentale, a prescindere dalla rosa messa a disposizione, manca la garra che ha contraddistinto sempre chi ha indossato questa maglia. Su questo mi trovi d'accordo. Su questo mi trovi d'accordo, assolutamente. A livello mentale manca veramente qualcosa. Nelle prime partite di Francesco si era vista una mentalità, perlomeno io l'avevo percepita. È andata totalmente a puttane. Totalmente a puttane. E sta cosa mi fa rodere il culo perché era una cosa che a Cagliari mancava da anni, ma veramente da anni. Accadrà questo perché con Di Francesco adesso inizieranno i risultati utili consecutivi, ma Di Francesco c'è dall'inizio del campionato, quindi dovevano cominciare già prima allora. Mamma mia, Miro, tutto il rispetto per il Cagliari, ma quanto è forte Ibrahimovic. Sicuramente è un signor giocatore, ma se davanti non ha una difesa, eh, per aver fatto soltanto 2 gol è anche una pippa, diciamolo. Non c'ha davanti nessuno, perché sostanzialmente non c'ha davanti nessuno, quindi è anche un po' una pippa. Ne ha fatti soltanto 2. Ultima incazzatura vera era contro il Benevento, poi Fiorentina rassegnazione, contro Atalanta delusione, contro il Milan sinceramente un pizzico di fiducia per la prestazione ma troppo poco. Io ho mai avuto nulla di tutto questo. Sono settimane che sono nella fiducia e nello sconforto più totale. Non riesco a vedere la luce in fondo al tunnel. Per me il Genoa sarà la partita che deciderà le sorti di questa stagione. Beh, in qualche modo farà da spartiacque, assolutamente. Tanto ciao anche a Luke. Di Francesco è un pessimo allenatore, fa molti sbagli, ma oddio, scusate se avete sentito un po' dei casini. Ma negli ultimi tempi abbiamo avuto un allenatore recente che non avesse fatto tanti sbagli? E questa è la domanda. E credo che la risposta sia no. Quindi non è Di Francesco il problema, o meglio, non è soltanto lui il problema. Per andare in Europa League dovresti fare 40 punti nel girone di ritorno, ma soprattutto dovresti sperare che gli altri non li fanno. Anche perché
c'hai praticamente tutti gli scontri diretti contro, quindi dai. Sinceramente io un centrale forte da accoppiare a Godin me lo prenderei. Ceppo Kema è discontinuo, Valo buono oppure lui discontinuo. C'erano Socrates, cioè Papastatopoulos e Benatia liberi. Non mi interessa a me sinceramente il nome, voglio semplicemente qualcuno che onori la maglia, che faccia il suo, non chiedo chissà che. Te ti ricordi Football Master? Zero. Si parla di una trattativa che porterebbe Mazzari alla guida tecnica del Cagliari. Cosa ne pensi? Penso che me ne sbatte il cazzo di chi alleni. Io voglio semplicemente che il Cagliari si salvi. Se devo scegliere un nome tra i due, te dico Di Francesco, che a me personalmente piace di più. Ma rispondo anche ad Aleandro, non mi importa l'allenatore adesso, può essere uno come può essere l'altro, l'importante è che il Cagliari si salvi e che onori la maglia. Due cose chiedemmo, cioè basta. È veramente deprimente sta situazione, veramente deprimente. Pedulla esclude che Mazzarri possa venire. Pedulla c'ha una simpatia verso quell'uomo che se lui dice che non può venire, allora sono convinto che il prossimo allenatore sarà Mazzarri. Allora, cerco di fare un commento costruttivo senza risultare offensivo. Naturalmente sono arrabbiato come tutti per la situazione attuale e mi dispiace molto di vedere la mia squadra del cuore messa così. Quello che mi fa più arrabbiare è che la squadra è anche buona, i giocatori di livello ci sono, ma davvero da 2 mesi a sta parte sembrano tutti spenti. Stiamo parlando, purtroppo, Luke, lo sai che c'è? È che stiamo parlando sempre delle stesse cose, ok? Mo adesso vado un attimo a ruota libera, ignoro un attimo i commenti perché sennò mi perdo e non riesco a esprimere il concetto che ho in mente. Eh, io reputo che anche questa live, o meglio l'argomento di questa live, sia totalmente inutile perché è inutile che ci stiamo a scervellare del motivo per cui stanno in questa situazione, che ci siamo rotti le palle di questa situazione e tutto quanto, perché tanto noi non risolveremo mai nulla, la situazione a quanto pare sarà sempre la stessa di anno in anno, perché a prescindere da chi si avvicenda in panchina, a prescindere da chi gioca, la situazione rimane sempre quella, quindi non dico che è inutile lamentarsi, ma è inutile parlarne, perché tanto noi non arriveremo mai a una soluzione e a chi deve arrivare a una soluzione non lo sta facendo. Quindi, o meglio, non lo sta facendo nella maniera corretta. Non... Quindi, per come la vedo io, è anche inutile parlarne. C'è, penso, una frustrazione di massa in tutti noi. Poi c'è quello che dice che Di Francesco è una pippa e quello che dice che bisogna continuare con Di Francesco. C'è quello che dice che Lico Giannis è un campione, c'è quello che dice che Lico Giannis è una pippa. Sono soltanto 1000 sfaccettature della stessa cosa. Stiamo facendo cagare. E parlarne non risolverà la cosa. Non cambieremo mai nulla, non cervelliamoci a trovare il potenziale sostituto di Francesco, non cervelliamoci a trovare il potenziale colpo di mercato che ti può risollevare la squadra perché tanto non lo troveremo. Ripeto, la cosa che penso è che tecnicamente noi dovremmo fare quadrato, però a me dei quadrati mi sono diventato solo i coglioni perché me li sono smussati sul tavolo. Quindi questo è il mio pensiero riguardo a tutta la situazione.
mi, mi, mi rattrista anche parlarne. Cioè, sono arrivato al punto che mi fa innervosire anche parlare di questa situazione del Cagliari perché sono saturo ormai di questa situazione. Perché non è nemmeno la prima volta che succede, quello è il problema. Non è la prima volta. E probabilmente temo che non sarà nemmeno l'ultima. Anche il Milan l'anno scorso stava facendo schifo, però con Ibrahimovic ha ritrovato entusiasmo e sono lì. Infatti quest'anno hanno fatto l'anno scorso un girone di ritorno di Cristo, ma non significa che lo faremo anche noi. Si chiama Milan, non Cagliari, non ha gli stessi giocatori nostri, non ha lo stesso allenatore nostro. È un'opzione, ma se l'ha fatto il Milan non significa che lo potremo fare anche noi. Ciao Manu, tutto a posto? Te? Mazzari comunque gioca con la difesa a 3, non abbiamo i giocatori adatti alla sua filosofia. Ma a prescindere da come giochi Mazzarri, cioè, secondo me qua stiamo parlando di argomenti che comunque sono inutili. Cioè, sono totalmente inutili. Dacci aggiornamenti di calciomercato. Io ne so meno di quante ne sapete voi. Quindi, io non vi giuro, ragazzi, io il calciomercato non so un cazzo. Non so un cazzo. Ma proprio zero. Zero. Parliamo dello stadio. Che bisogna dire dello stadio? Che c'è da dire? C'è la burocrazia di mezzo. L'unica cosa che mi fa incazzare è il fatto che il capoccia se ne esce con frasi dette alla cazzo di cane. Ti è piaciuto Duncan? Duncan è stato forse l'unico che mi è veramente piaciuto. Sì, probabilmente è stato l'unico che mi è piaciuto veramente ieri. Il resto non mi è piaciuto della squadra. Ma allora che le fai a fare la live se non ci sono argomenti validi da trattare? Che ci stai a fare te, scusa? Se vedi che io non c'ho argomenti, vai. Non ti trattengo, giuro. Tranquillo. Puoi andare liberamente. No, ma tanto Music dicono che Sabelli va all'Empoli, quindi. Sì, sì, ti ho salutato, Manu, ti ho salutato. Tutto a posto, te? Duncan è stata una nota molto molto piacevole. A me è piaciuto molto. Sarò cattivo, via. Non vediamo i nomi. No, ma tranquillo, Manu, non ti preoccupare. Anche Duncan è in diritto di riscatto. Pavoletti, Tramoni, un ass. Pavoletti mi trovi d'accordo tutta la vita. Tramoni ancora non ho capito perché attualmente secondo me non sa né di carne né di pesce. Un ass secondo me è un grande rimpianto perché è un giocatore che le qualità ce le ha, però ancora non abbiamo ben capito il motivo per cui è arrivato a Cagliari.
Non lo so, Manu, probabilmente sarò online, ma giocherò un po' da solo. Simeone idem come sopra. Simeone c'ha sto fatto di essere tornato dalla positività. Non lo so. Stanotte live, non lo so, perché vi giuro, raga, a me sta situazione del Cagliari mi sta a mettere una tristezza addosso, boh, proprio mi ha fatto venire voglia di non fa un cazzo. Per quanto me sta rompi i coglioni, vi giuro, raga, è allucinante. È allucinante. Come sarà adesso la programmazione del canale? Devo vedere un po' come risistemarla perché, boh, dovrei ricominciare innanzitutto a fare live su Twitch e poi bisognerebbe vedere quali giochi volete e quali giochi volete e soprattutto i giorni a settimana in cui farlo. Quindi devo un po' rischedulare il tutto. Perché comunque col fatto che mi è stata cambiata la connessione recente sono stato un po' di tempo senza internet, ma un po' bloccato, ecco. Molto molto grave, Ale, molto. Cristian, a me non è che fa venire il nervoso che le altre vincono, mi fa venire il nervoso il fatto che il Cagliari dopo anni e anni stia sempre nella stessa situazione. È quello che non riesco a digerire. Oltre a FIFA e Rocket, ho GTA, ho PES 2021, ma tipo l'Ultimate Team di PES, PES 2021 Lite, che c'è l'Ultimate Team e tipo le amichevoli, e Fortnite. Giusto questi. Non ho tutta sta riserva di giochi. Tra l'altro, ragazzi, ci tenevo a ringraziare pubblicamente l'admin di Solo Cagliari perché mi ha fatto dono di queste fantastiche cuffie da gaming, veramente spettacolari. Quindi ci tenevo a ringraziarlo pubblicamente e ci tenevo anche a ringraziare pubblicamente il signor Marco Melis, purtroppo adesso non ce l'ho sotto mano, che mi ha regalato un libro fantastico scritto da lui su tutti i giocatori sostanzialmente che hanno giocato sia nel Cagliari che nell'Atalanta. Un libro veramente fantastico, me lo sto leggendo la notte e volevo ringraziarli pubblicamente per, eh, per questi regali perché sono qualcosa di fantastico. E tra l'altro, aspettate, l'admin di Solo Cagliari, oltre alle cuffie, mi ha regalato anche questo mouse eh, che mi ha salvato la vita perché il mouse di prima faceva veramente schifo. E, e mi ha regalato anche questa cosa qui. Che cos'è?
è una scheda di acquisizione. Tecnicamente servirebbe per registrare i video. Eh, Però purtroppo non lo posso usare eh, perché non riuscirei a giocarci sulla TV e dovrei fare una cosa complicata e quindi non ce la potrei mai fare. E quindi rosico, porca troia. Però ho una scheda comunque di acquisizione tra le mani. Flashbang, non dispongo di cifra tale da... Oddio, che cazzo è da spendere per poi sinceramente i giochi di macchine non mi affascinano. Non sono mai stato uno amante delle macchine o delle moto. Intanto ti ringrazio Dreamcatcher. Non me li merito, perché non me li merito, però sono stati veramente delle persone fantastiche a farmi questi regali. Come si chiama questo libro? Allora ti cerco il titolo perché non me lo ricordo. Allora, sto andando sul sito di Marco Mellis. I quattro mori e la dea si chiama. I quattro mori e la dea si chiama il libro. Assolutamente sì, Manu, anche i tuoi regali su Rocket sono stati bellissimi. A me farebbe piacere rivedere la campagna di GTA 5, non so gli altri. Però io voto per GTA 5 storia principale. C'è un piccolo problema però, che io la storia di GTA 5 l'ho finito per la seconda volta quando non avevo la connessione. Quindi ho rifinito un'altra volta GTA 5 quando non avevo connessione e giocavo da solo. C'avevo GTA 5 e mi sono rifinito la storia da solo. Quindi non saprei, cioè, no, dovrei ricominciarla un'altra volta da capo, non mi attira l'idea. Comunque sì, il libro si chiama I quattro mori e la dea e lo trovate su Amazon. Lo trovate su Amazon tranquillamente, per chi eventualmente fosse interessato. Allora, tanto bella per Matt Exe, vi consiglio ovviamente Cyberpunk 2077, però non su PS4 gira molto male, specialmente la PS4 normale. Parte che San Andreas, Vice City, anche se fosse come li porto, che sono per la Play 2, non avrei minimamente modo di portarli. Proprio in una maniera più totale. A me piacerebbe portare GTA 5 online, però mi preoccupa il fatto che GTA 5 anche ehm, da PS4 normale senza lo share c'ha dei cali di frame rate allucinanti e incomincia a laghicchiare, quindi mi preoccupa quello.
Ah, ci stanno pure per la Play 4. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Allora chiedo venia. Chiedo venia. Porta FIFA. Vabbè, FIFA lo do per scontato. FIFA lo do assolutamente per scontato. No, ma ho visto le immagini di Cyberpunk per la Play 4 e è imbarazzante. È veramente imbarazzante. Nel Play Store ci sono i remastered. Sinceramente non me la sento per spenderci i soldi io per un gioco mi deve piacere proprio da morire, ma proprio da morire. CTR che è Crash? Tutti e tre insieme, ma non penso che li comprerò comunque, Ale. Anche perché poi attualmente a livello eh, non sto nemmeno a lavorare, quindi io ti consiglio Tekken 7. Pure Tekken non è male. Ma non ci ho mai giocato a... Cioè, ci ho giocato quando ero ragazzino a Crash. Quello sulla Play 4 non l'ho mai provato. Però vabbè, poi vedremo, poi vedremo. Tanto appena posso me rifarò tutta la cosa del canale, la programmazione. Poi stasera vediamo cosa portare eventualmente, perché il martedì ci doveva essere Rocket League. Quindi tecnicamente stasera dovremmo giocare su Rocket League. Però probabilmente potrei cambiare l'orario. Non lo so, vediamo. Vediamo. GTA l'ho comprato online ed ora non me lo fanno più riscaricare. Ecco perché non mi fidavo a comprare giochi online. Ora me lo riprendo ma la copia fisica del gioco. Mi pare strano però, scusa, eh. Perché non te lo fa più riscaricare? Stasera in live. Vediamo, vediamo. Che orari hai in mente? Non lo so, credo di accorciarla un pochino la live, ma veramente di poco. Eh, e di fare 22 mezzanotte. Se non mi sbaglio, prima era 21:30 mezzanotte. Adesso vorrei fare 22 mezzanotte. Perché comunque, regà, voi non vi immaginate, ma sono pieno di roba da fare. Sto aggiornando il file che avevo fatto con Excel con tutte le statistiche del Cagliari, lo sto aggiornando, sto aggiungendo cose ed è un fottuto bordello, ve lo giuro. Sto aiutando l'admin di Solo Cagliari, gioco ogni tanto, quindi sto veramente impicciato, ma male male male. Ciao Diana. Perché se tu un gioco lo compri online ti scade la licenza, ma che vuol dire? Se io lo compro,
Che cosa strana è? Non l'ho mai sentita. Non sapevo che i giochi online avessero la licenza. Mi è nuova come cosa. Mi è nuova. Ma scusa, cioè, se uno ci spende 70 euro per gioco, che licenza è? Io il gioco l'ho preso. È un qualcosa che faccio fatica a capire. Cioè, io spendo 70 euro per gioco, ma a prescinde. E poi non mi funziona per le licenze. Medieval. No, mai giocato. Mai giocato a Medieval. Sì, vabbè, non è un fatto di, è un fatto di scomodità, capito? È semplicemente quello il fatto. Tanto ragazzi, rimaniamo in live qualche altro minuto e poi vado, eh. Non è vero che la licenza scade, qua si smentiscono tra di loro. Sì, sì, lo so, Manu, lo so che ci sei. Lo so, lo so. No, oggi non sono ispirato tanto nel giocare in compagnia, devo essere sincero. Probabilmente giocherò un po' da solo. Non vedo a che giocare. Che devo cercare su Google? Cosa devo cercare su Google? Un attimo di panico. Ciao Matteo. Anche secondo me, perché tanto la situazione rimane quella, però. Mm. Possiedo tuttora giochi che ho acquistato quando avevo la PS3, basta informarsi prima di scrivere. Vabbè, ma magari te sei un caso fortunato, Dreamcatcher può essere, eh? Ok, Ale, ok, ok. Non avevo capito. Non avevo capito.
Vabbè, ragazzi, eh, abbiamo fatto un'ora e un quarto di live. Direi che come ritorno ci sta. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Se stasera ci sarà una live, lo vedrete dal mio Instagram perché darò la notizia lì. Io vi mando un bacione, vi ringrazio, sempre Forza Casteddu e noi ci becchiamo alla prossima live. Bella, regà.